Arriverà fra poche ore al porto di Palermo la nave Sea-Watch 4 con a bordo 353 migranti in attesa del trasbordo in mare sulla nave quarantena GNV Allegra. In quella nave ci sono già un centinaio di migranti arrivati in pullman da Porto Empedocle. La Sea-Watch 4 è diretta a Palermo, su Twitter scrive: a 11 giorni dal nostro primo soccorso abbiamo finalmente un luogo sicuro, ci stiamo dirigendo verso il porto di Palermo dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena. E il comandante della ONG ha espresso gratitudine alla città di Palermo e al sindaco Leoluco Orlando per la solidarietà dimostrata alle 353 a bordo della nave. Mentre continua la tensione a Lampedusa tra i cittadini e il sindaco dell'isola per i continui sbarchi di migranti, molti hanno urlato e inveito contro il sindaco ritenuto incapace ma anche impotente di gestire da solo una tale emergenza. I dati del turismo sono di molto inferiori alle aspettative, ai flussi degli anni precedenti, dichiara Martello. Il bombardamento mediatico sta facendo un danno enorme perché non fa arrivare i turisti. Chi pagherà questi danni? Oggi, come annunciato dal sindaco Martello e dal presidente Musumeci, dovrebbe avvenire l'incontro a Roma nella sede del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Congelamento delle scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2021 e mutui agevolati per Lampedusa sono le proposte allo studio che dovrebbero essere presentate per far fronte all'emergenza migranti che sta causando un gravissimo danno economico. I mutui agevolati allo studio riguarderebbero quelli assegnati ai comuni causa terremoto, ma in questo caso specificatamente sarebbero indirizzati verso il settore alberghiero e la pesca. Per la Sicilia, fonti non ufficiali assicurano il massimo impegno del governo centrale a rispettare tutte le norme anti-Covid negli hotspot dell'isola e nei centri per migranti, come voluto e richiesto dal presidente della regione Musumeci.